A spasso. O Senegallo. Se tu vuoi seguire strada dell'anziano Rally Paris-Dakar e ora avete d'andare a Senegallo, piglia una carta e trova un punto più a ponente di un continente africano, giusto all'ivante dall'isola di Cabo Verde. Virai un paese che accende a piccola gambia da tutte le parti. Ecco Senegallo, un paese a taglio di l'Oceano Atlantico che rende il clima piacevole assai. Il Senegal è un paese di pianure conosciuto per il suo rinaggio, i suoi laghi e i fiumi unici e il suo clima dolce e caldo in tutto il territorio, che l'Asia in Asawana o in Everest. I due grandi fiumi a correre in Senegal sono il fiume Senegal a nord e il fiume Casamance in mezzogiorno. Per lo più, gli altri fiumi seccano completamente in stagione secca, eppure la maggior parte della popolazione fa l'agricoltura, che con il clima dolce cresce quasi tutto, da riso all'arachide, ai manghe e ai banane. I paesaggi senegalesi sono vari assai, poi cascano tra luoghi selvatici sconosciuti o anche un fenomeno naturale unico. Per un detto, vicino alla capitale Dakar c'è l'unico lago di suo genere in un mondo, il lago Red Ba, che usa colore pare quello di una vianda a vragola. Perché che le rosoli nel lago? Ci saranno le rose in un vento? O è onde di fiamminghi? No! A dargli il suo colore a un lago salito Red Ba è un alobatterio unico. I parchi nazionali più famosi dell'Africa a ponente, Nyoko Lokoba e Djoudj, scritti al patrimonio mondiale dell'UNESCO, sono circa 3 milioni di lagelli acquatici. Ci trovano acqua dolce a quando aveva francato il Sahara. Ed è per questo che lo si ne trova tanti e tanti di tutte le mamme. Ti piacerà di noi di sicuro vedere coccodrilli e giraffe, gli ippopotami, i bufali, gli elefanti o i scimpanzé. Per i religioni musulmani per lo più i senegalesi, la religione severa una spazzato tutte le credenze locali. Per un detto, se tu sei studiante e che tu vuoi avere un cervello fresco da riesce da esami, non pensa a altro. Vai da un marabù da rimido e domandagli un brevo. E rammenta di che i paesani si salutano ogni volta che li si scontrano in una giornata e che non direbbero mai usato scarpo o usato bene per di qualche sia. E per questo che li posano anche grugiate e che lo mangiano mai a ritti o viaggiando. Al XV secolo cominciano gli europei a battersi per il controllo di Senegal. I primi i portoghesi, poi i neerlandesi e i britannici provano a controllarlo. Fatta fine che la voie Francia piglia sovrana al XVII secolo. La Francia colonizzò il Senegal, collocò il porto Saint Louis e più tardi diede diritti di cittadini francesi ai senegalesi, compreso quello da averli eletti all'Assemblea nazionale francese. Il francese è sempre oggi la lingua nazionale di Senegal. Se tu decidi di visitare il Senegal, non sarà solo un viaggio in un paese nativo dell'arachide, ma una vera sfida per gli organi sensoriali. Qua là, tutto è appena troppo. I colori sono troppo vivi, i muschi sentono troppo specie, la gente è bellissima e bravissima e un misto di culture stranissimo. In 1977, il pilota di corsa Thierry Sabine stette perso 3 giorni nell'esercito libiano e lo salvano i tuareghi. È così che l'Alliance Liée organizza la corsa di Paris-Dakar. Dal 1978 al 2007 erano centinaia di biciclette, moto, quad e camion a battere strade di Senegal, da giungere il primo in Dakar, a capitale. Per via di un contesto politico pericoloso in paese di circondo, il Paris-Dakar si corre oramai in Ucile, o Perù o anche l'Arabia Saudita. Li piace di nuovo allora ai senegalesi. A squadra nazionale, i Lioni di Teranga hanno vinto la Coppa dell'Africa e anche la Coppa del Mondo. E lo sport nazionale, il lamb,
che è un misto di lotta e di box, detto di noi d'altronde lotta senegalese, muove elegante o yoga a ballò. Puse le durata parecchi secoli a colonizzazione, se c'è stata una lotta per l'indipendenza e periodi difficili per lo sviluppo del paese, sarebbe il Senegal una delle democrazie più stabili dell'Africa. Forse che la gente avrebbe qualcosa a possibilità di pescare i pesci secchi, o raccontare o gagnaccio o dono, o sarà per via che li sono bravi, curiosi e belli senegalesi. O anche per via di un simbolo di Senegal, il baobabu, beccio 400 anni, che cura tutto il paese, qua la sa. Qualsiasi ragione, il Senegal è da vedere se tu vuoi provare esperienze nuove e campati a mezzo ai colori vivi, i muschi ricchi e la cultura varia di suo paese. È ora di decidere a Bedegi, ma volteremo presto con noi l'episodio da parlare di un altro paese.